La Nuorese ha deciso di affidare le chiavi del centrocampo ad Alessandro Alessandri, un giocatore che vanta una lunga esperienza in Serie C1 e C2, con 11 campionati disputati nel Castel di Sangro, Sanremese, Viareggio, Vigor Lamezia, Cisco Roma, Gela e Brindisi. L'accordo col centrocampista, classe 1979, originario di Galattina in provincia di Lecce, è stato raggiunto stamattina. Alessandri ha militato anche in Serie D, col Brindisi, il Nardò, il Pomigliano e l'Isernia. Felice del nuovo colpo di mercato il presidente della Nuorese Michele Artedino. Abbiamo concluso la trattativa in pochi giorni, ha sottolineato il massimo dirigente verde-azzurro, e portato alla Nuorese un giocatore di grande esperienza e sapienza tattica. Dopo gli arrivi di Deliperi, Frongia, Balzano e dei giovani fuori quota, abbiamo aggiunto un nuovo importante tassello nella costruzione della squadra che parteciperà al prossimo torneo di eccellenza regionale. Alessandria arriva a Nuoro con un grande entusiasmo, consapevole della bontà del nostro progetto. Ma la campagna di rafforzamento della Nuorese non è ancora finita, come assicura il presidente Artedino. Nei prossimi giorni cercheremo di definire le trattative per un difensore centrale, così da chiudere la nostra campagna acquisti in vista dell'inizio della preparazione prevista per il 18 agosto. Il presidente Artedino si augura che i tifosi siano consapevoli degli sforzi fatti dalla società per allestire un organico competitivo e che siano vicini alla squadra nel corso della prossima stagione.